Poi so, se te stai entrando non ce l'avrai. Oh, ma vedi che pappone, eh? Che pappone? No, pappone non mi piace. Ma te sta a fare una sega dentro l'acqua? No, guarda, c'ho una mano qua, l'altra c'è dentro il telefono, deficiente. No, dico per tutta la diretta di prima che hai visto un'oretta di diretta intera, dico te sarai eccitato un pochetto. Ma non vedi chi fa entrare? Ti è entrato quello? Ah, sei un gran coglione, sei. Sia no, io non fa con così. l'altro. Ce l'ho, c'è pure con l'altro. Mica solo con te. Ah, perché c'avevo di stare con me, c'avevo di stare. Guarda che te sei coraggioso, sei. A te te rompo il culo, mica c'ho con te. Senti, ma l'acqua è calda, che se vede raggiungo? L'acqua fa 40 gradi, fratelli. Manca la vasca. Mamma mia, sta una favola. Manca la vasca del bagno dove fa 40 gradi. Ah, ma il piscio mio è più caldo, sta sicuro. Momento là dentro te la faccio diventare un piscio. Non c'è pisciato dentro? No, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ma io ti conosco a te, Quando senti che la temperatura si abbassa, rilasci i fluidi. Raga, io sta rapato. Tucchia. Sto male. No, comunque pure sei bello rilassato. Comunque devi stare a creare due persone. Tu devi continuare a fare entrare queste persone. E i soliti devi continuare a fare entrare. Se no mica ti facevo entrare pure a te, No, vabbè, ma io sono special guest della serata, sono special guest. Ma quale special guest? 2 minuti e me ne vado. Ma te sei da chiudere proprio dentro, Io sono special guest dello show, so. Che questo è matto. Sono quello intelligente che interviene. Ma guarda che Natale è finito, levalo l'albero là di dietro. No, mi piace. A me di questo sta ancora che le lucette di Natale, che sta proprio fuori. Mi piace questo sta proprio fuori. Già tanto con le palline dall'albero. Quelle mezze gambe te le lasciate le palline? Sì, quelle sono pure belle grosse, ma vedete, se poi in diretta tua te le faccio vedere. No, ti ringrazio. No, ti ringrazio. Prego, non c'è di che. Senti, aspetta, che ti volevo dire? Ma quella là che hai fatto entrare, tu Pischelle, una, ma che era Jessica, quella di Bianco Grosso Perdone? Non la conosco, però erano entrambi due donne belle attraenti, mi piacevano. Sono contento. Ma tu non sei invitato? Ma chi vi sei incula a te a quelle? No, tu non sei invitato. Ma chi è che sono sti inviti da solo? Sono stato con le donne più belle d'Italia dell'età mia, ma chi vi sei incula? No, ridi. Ma hai pagavi? Mai pagato. Mai pagato? Mai pagato. Sono contento per te. Però la verità, 2 volte in vita mia da ragazzino, tipo con il cinquantino, capito? Quando eri baby come scritte che c'è qua sotto? Sì, mi hanno fatto il filtro per me, lì a 17 baby hai, mo che pure la collana chiave avanti più che ho scritto baby. Non ci voglio credere, tu diamanti. Ridi, gioca scherzo. Vengono dalla Cina. Dall'Africa, che da Cina? Dalla Cina. No, africani ho presi. Come il riccio, guarda, c'ho pure il riccio africano, mo te lo faccio vedere. Aspetta. E poi ci vieni a raccontare che vieni dalla strada, guarda che roba. C'hai la piscinetta, c'hai il riccio africano, c'hai tutto, c'hai. Guarda che roba. Queste cose se le può permettere solo chi viene dalla strada, Giusto. Dimmi uno a 22 anni che si può permettere, trovamene un altro. Ma io ti vengo a levare tutto a te, ne hai capito? Che mi levi te? Mi ci fai le palle l'unica cosa. Te levi le mutande per prima cosa che ho visto, quelle belle nere mi servono, io sto senza mutande stasera. Lo so. Sai che sta a fare la colletta, ti ho fatto le tardi. A me sei stato te sotto. Sono stato io, sì, sono stato. Via qua, via qua. Mo sai che fine che fai, Sì, via qua che ti do. Ti interessi? Sì, ti do doppio, te ne do 2. Via qua. E io te ne do 4. Via da zio che ti metto dentro l'acqua e ti faccio il brodo, faccio. Mamma mia, là dentro ti ci vengo a fare subito il brodo. Tanto il pollo già ce l'avemo. Che c'hai? Il pollo già ci sta dentro, ci mettiamo 2 carote, una cipolla, una patata. Te sei un brodo di gallina, lei. Tanto lo sai com'è, no? Rimani c'è là dentro, che il brodo più sta là dentro e più diventa buono. Rimani in ammollo. Aspetta a te. Coci nel brodo tuo, coci. Sì, sto cuocendo, vedi e fumo. Ma tra un po' sono pronto, Ma tra un po' sono pronto per davvero, lo sanno tutti, tanto lo sanno. Ah sì, Tra un po' mi sfornano proprio, mi fanno uscire. Pronto per andare a fanculo sicuramente. Oppure sì, pronto quando ti chiamano che fai pronto? Sono diventato un'icona in un mese, sì. Sono diventato un'icona. Ma per i coglioni come te sono diventato il paladino della giustizia. Mi scrivono ti amo, buongiorno, buonanotte. Collaboratori di giustizia, lo stai dicendo in diretta davanti a 8100 persone. Ma collaboratori di giustizia chi ha detto?
Te hai detto. Sono diventato un collaboratore di giustizia. In un mese. Ho detto sono diventato un collaboratore di giustizia. L'hai detto te. Quello che ha detto collaboratore di giustizia, che ha detto sono un collaboratore di giustizia, siete 10 minuti fa. Ha detto la verità. No. Siete l'unico. Ma io lo sai, mezzo c'avevo il sospetto, però ho capito, te sei protetto, tu sei un testimone in protezione, ecco perché ti stanno trattando bene. Però guarda che qua l'unico che... Tu sei un pentito. Qua parlano i fogli. L'unico che ha fatto... Certo, quanti ne hai firmati te? No, io zero, calcola, quando mi perdo il documento, dopo un po' di mesi o vado a richiedere, perché non mi vado a andare subito a un commissariato e mi prenderò del culo. Comunque qua... Vabbè, io questi problemi non ce n'ho più di uno. L'unico che c'ha verbali che ha denunciato le persone siete, visto che hai detto in diretta. No, io non ho mai denunciato nessuno. Ma io non è che ho voluto denunciare. A me mi hanno rubato la carta. Ma che ti hanno rubato i dati? La potevi bloccare e basta. Non potevi per bloccarla e riprendere i soldi che ci stavano. Devi fare per forza. Perché a mezza piotta che denunci, ragazzino di mezza piotta? Io c'ho mezza piotta, pensi, sulla carta? Sì, tu c'hai mezza piotta sulla carta. Ti stai sbagliando. Di screen. Quali screen? Ma quelle sono le donazioni che la gente ha fatto per PayPal. Carica, infatti donate su PayPal che gli fa una cuccetta nuova Elia. Mandatemi qualche donazione su PayPal che fa una cuccetta nuova Elia, gliela compriamo di luxury. A sto cane di merda. A cuccia io manca tag tra la compro, tag sta libero, capito? Sul terrazzo. Ho visto, te caga dentro casa, ho visto. No, dentro casa no, ti sei sbagliato. No, come no, l'altra volta ti ho visti, erano 5 bei stronzetti, come te. Mai, forse la stessa grandezza. Le prime 2 settimane che me lo so comprato. Ah, lo sei comprato? Lì, però comprate pure una connessione, però, No, bello di zio, c'era la batteria scarica, non ti preoccupare. La connessione è buona, sapete che c'è problema. No, guarda, ti stai sbagliando. Aspetta una cosa, che lo di? Che mi hai detto? Non mi ricordo. Oh, te sei impallato. No, cos'è che sto a pensare? A quanto in realtà... lo so io a che sta a pensare tra quanto puoi fare la prossima pausa. No, ma dico, ma non ti senti un po' da solo? Stai dentro la cosetta così da solo. Tag non l'ha lasciato. Stiamo in quarantena, Tag sta chiuso dentro. Comunque stiamo in quarantena, chi vive da solo. Ma mi potevi invitare, no? Mi potevi invitare? È questo quello che te sto a dire. No, ci mettevamo così. Sulla piscinetta. Poi magari dopo un po' una certa te vedevi la testa che andava sotto e sentivi. No, questo sul divano, calcola, se ti mettevi a giocare a GTA può essere. Se andavi là sul divano, giocavi a GTA può essere che vedevi sta cosa. No. Senti dentro la piscinetta con me, quello che ha la testa sotto, capace qua a cuffia già. Raga, già ce l'hai, stava a dire. Quindi sei pronto per la chiamano tutto. Io già ero pronto a farti fare la colletta Peppe Pollo, per farti fare la fibra. A DSL ormai è passato. Ma pure te, ma stai entrando in diretta, ma puoi mettere il telefono su non disturbare, Elia, ma sei proprio un neofita in questo. C'hai ragione, vedi, sei diventato più esperto te dei social, l'hai visto? Porca troia, ma guarda te, un'altra chiamata. Modalità aereo, aspetta. Ma come modalità aereo? Te ne vai così, Elia? Eccoci. Modalità aereo, mi chiamano con lo sconosciuto sotto, sto mini di merda. Ma ti dai il numero tuo in giro? No, ce l'hanno tutti, non è che lo do io. Lo sappiamo tutti che sei la puttana di Roma, sì, ma senti quando il culo manca il telefono suona. Quando il culo manca il cazzo avanza. Senti una cosa, ma com'è tutti che scrivono solo Elia in diretta? Mi invitano solo le dirette. Sono proprio diventato un icon. Sono diventato come le leggende quelle dei FIFA. Quelle bianche. Un icon sono diventato. Un icona. Igor. Ha cambiato nome, non ti chiami più Elia, ti chiami Igor. No, mi chiamo Igor. Ugo. Quello che il culo Pier Bruco. In bruco, fra. Te sei in bruco e ovi pure al culo. Senti una cosa, che tu sei una tavola di legno tutta bucata perché c'hai tarli in testa. Ma c'hai tarli in testa. Tu c'hai buchi proprio.
se il quoziente intellettivo mio è 100, il tuo intellettivo sei troppo intermittente quando parli, capito? È meno 12. E il tuo è meno sei come le lampadine là di dietro, capito come? È tutto intermittente. Sono quelle che mi mandano in trip, mi stanno mandando tutte queste lucette. Senti, vabbè, ma comunque ti devo dire la verità, mi piacerebbe stare là con te. Erano buoni i tuoi cartuccetti che ti sei preso a Capodanno mamma mia, ma non vedi che effetto che hanno fatto? Sono diventato Einstein. Mi sa che ancora non sono scesi. Ma quelli non vanno mai via, questo è il punto. Rimarranno per sempre. Io vedo le allucinazioni, di notte mi sveglio, marzo e faccio bam bam, tiro di destra addosso alla porta, capito? Stai rovinato, ma che non vedi, sta tutto il giorno a letto, stai. Sono vecchio. Sì, sei vecchio io. La gente lo scrive, gli dicono che c'è più. A voi, regà, a voi quante persone sa? 8.000. Secondo voi c'è la stessa età io e lui? Ma te sei più piccoli? E capirai, sono più piccolo di Nanno. Che c'ha, ma sì, tu solo un anno c'hai? Io c'ho un anno. Ma il problema non è questo, non è che io devo cambiare denti. Ti da latte. Allora vedi, hai detto te prima che lo dicessi io. Perfetto.